Da quattr'are, quando teneva ancora 7-8 anni, alla sera, quando passava lo stretto dello barone, o per cacche ruelle rabbuiate e pure disabitate e senza pettelazza a rete alle persiane, non con de paura, a dirlo vero, le teneva. E come me, tutti le guagliungille l'avvertevano, ma niscione de no, ad alta voce li diceva. Altrimenti, le compagne da pun ti piavano in gera e se puta caso per che motivo serio a passarci da solo eri costretto, beh allora tutti li santi soccorso chiamava assieme allo mio angioletto e per sconfiggere definitivamente la paura emetteva un fischiettio di un cante di santa allegrezza e ciuffolienne mi dava lo coraggio di lo vere spensierate. Ma se li sentimenti della paura ma rimanevano attaccate ancora dentro lo cuore, beh allora che le pedalianghe correnne mi salvava. Ma da pun, a qualsiasi ora della giornata, di notte o diurne, quando eravamo in compagnia, e solo per sto motivo la compagnia, quella sana, è una cosa importante, ad avere. La tremenda paura li lasciava in pace e se niava, e tutti quanti attorno ad alta voce ci si vandavano belle icone, che la paura allora di colpo diventava una sorta di biscotto di dogge particolare e a ricercata a tali punto che, gnoccone d'attenzione, ma ricorda ancora buone, persino l'odore si senteva e la discussione allora incominciava in che la solita solfa e le solite ritornelle. I cale da sola la candena della casa me senza paura e n'altra. I di notte dorme da sole dentro la cameretta me e non tinghe paura nemmeno. E n'altra ancora a raccontare lo suo eroismo che lo più coraggioso dello gruppo de guagliungil a un certo punto sbuttava e la sfida ci lanciava che tene lo coraggio ad avere da solo da tuccà a st'ore de notte lo cancelle de ferro dello cimitero. Da sto momento in poi lo gruppo si decimava e lo silenzio per qualche minuto lungo da padrone la faceva. E proprio chill dalla bocca larga e facili proclami, che una scusa buona alla casa se n'arriavano, mentre li dubbiosi ma pure paurosi in mezzo alla piazza fino a ora tarda, curiosi in che lo bruciora lo stomaco, ci aspettavano e li più coraggiosi senza piangere salutavano in che rispetto le fefone. Da quattrare la paura è una cosa buona che la natura stessa ci dona per difenderci tutti i giorni e in ogni momento da Satanas e l'ulope cattiva. La paura non è uno sforzo, uno pensiero, né è neanche un ragionamento da barbiere. La paura, da quattrare, è un'emozione, puro istinto, che grazie all'educazione paesana, che t'aiuta a capire meglio e senza inganno, cos'è meglio per lo corpo e lo spirito. Là ci sta l'ulope, Gì, non tocca questo, che ti fa male, t'abbrucia. Insomma,
Queste erano le parole e non le regole d'accompagnamento di chi ti voleva bene e ti voleva far capire che lo pericolo e lo peccato esistono davvero. Ma dopo, comunque, che la ragione dello grosso che andate vindomina la da trasformare in santo temore di Dio, altrimenti la paura cagna continuamente intensità e cucinde ti ritrova pure in quell'ansia, la fobia, le paniche, terrore e orrore. E allora non dice riccapizzi più e la paura la fa sempre da padrona e la vita a te diventa un inferno e non ti lasci più per tutta l'eternità. E senza d'accordo, prova a dirmi che mo si contenta davvero e me la da dimostrare.